Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Gallo! Dimmi Lele Marcazza! Sei contento? Contentissimo! Tu volevi che dicessi affaticato, in realtà siamo appena partiti. Dai. Salitina piccolina. Esatto, dai. Ma una salitina importante, Sì, perché esatto. dove siamo? No, tu devi dirmi dove siamo. Nel tragitto del cammino delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Bravissimo. Eccola, eh? Sai Lele che sono Sì. 51 chilometri questo percorso, Però 11 dei quali sono anche asfaltati, altri sono abbastanza difficili da affrontare. bisogna studiare bene prima Per di quello partire. probabilmente, anche per quello l'hanno diviso in 4 tappe. Eh, Vidor, che tra l'altro è questa, Questa? la prima tappa, Vidor, Col San Martino, che è frazione del Farra. comune di Farra, Sì. Farra, Follina, Follina, Tarzo, Tarzo. Vittorio Veneto, dove si conclude. Però ho un po' di fiatone. e noi partiamo da qua perché in questa tappa c'è una delle chiese di collina più belle d'Europa, la chiesa di San Vigilio. Iniziamo questo Vai, viaggio! andiamo! Ho il fiatone, ho il fiatone. Anche tu? Siamo entrati in questa chiesa così bella, sia esternamente che internamente, anche perché ci regala degli affreschi davvero magici e tra l'altro molto ben conservati. Alle mie spalle ci sono forse quelli più importanti. C'è una Madonna seduta con bambino nell'atto di essere benedetta da San Nicola. Subito a fianco di questa raffigurazione si vede San Giorgio nell'atto di uccidere il drago e poi 2 santi, San Bartolomeo e San Giacomo di Compostela. Altre opere magnifiche come per esempio San Bovo oppure la tela di Cima di Villa che raffigura Sant'Antonio Abate. Molto particolare invece l'alto rilievo ligneo ad opera di un artista proveniente da nord, dal Trentino Alto Adige, in cui viene raffigurato il martirio di San Vigilio, preso, pensate, a colpi di zoccolo. Però fa un po' sorridere perché uno dei soldati raffigurati in questa opera meravigliosa tiene con sé anche delle pietre, qualora magari gli zoccoli non fossero così efficaci. Al di là di questa bellezza, San Vigilio è stato un luogo di passaggio di tantissime genti, non a caso è inserito proprio nel cammino delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Ed è un luogo molto bello, stratificato. Si inizia a parlare di questa chiesa già nel X secolo, ufficialmente è documentata invece nel 1200 e poi ci fu un grande ampliamento nel 1400. Quando si passa innanzi a questo manufatto, il cuore davvero si riempie di emozioni. Ecco, qui il paesaggio è trionfante, si vede proprio l'aspetto a mosaico che rende celebri questi colli in tutto il mondo. E parlando di paesaggio meraviglioso, ho delle parole innanzi a me importanti di Giovanni Commisso che diceva: «Io vivo di paesaggio, riconosco in esso la fonte del mio sangue, penetra i miei occhi e mi incrementa di forza. Forse la ragione dei miei viaggi non è stata altro che una ricerca di paesaggi, quali funzionano come potenti richiami». E adesso andiamo alla scoperta di uno dei prodotti della terra che rende famose queste colline davvero ovunque.
Barra di Soligo, ma soprattutto località San Gallo. Sono qui con Mirko, che è un enologo dell'azienda agricola Andreola Eroico di Valdobbiadene. Lei le sta raggiungendo la sede per parlare con Stefano. Nel frattempo io faccio qualche domandina al nostro tecnico. Caro Mirko, perché Eroico di Valdobbiadene? Beh, eroico è una parola che riconduce principalmente al nostro tipo di viticoltura. Come possiamo vedere alle spalle, il nostro sistema vigneto è un sistema molto delicato e molto difficile da lavorare. Ogni operazione deve essere svolta manualmente e richiede molte ore. Si superano in certi casi le 800 ore ettaro. Ecco perché anche dall'Associazione UNESCO il nostro tipo di viticoltura è stato definito eroico ed è uno dei motivi per i quali siamo diventati patrimonio dell'umanità. Interessante, quindi chi lavora sono tutti eroi, giusto? Esatto, siamo tutti degli eroi. Un'altra cosa che ancora non ho capito è le rive, cosa sono? Sì. Le rive innanzitutto sono una menzione della nostra denominazione perché diciamo che in gergo locale identificano dei vigneti scoscesi e che sono stati poi assoggettati a una resa leggermente inferiore e alla produzione di vini con delle uve provenienti da un singolo comune o una singola frazione. Qui alle nostre spalle abbiamo il nostro vigneto che utilizziamo per la produzione del nostro Rive di Soligo Mas de Fer. Avete sentito quante cose sa Mirko, ma adesso raggiungiamo Lele e Stefano in azienda. Certo. E per fare un brindisi, perché non possiamo andare via e continuare il nostro viaggio senza assaggiare. Bravissimo, andiamo. Piacere essere all'interno di questo spazio davvero moderno e molto bello e accogliente dell'azienda agricola Andreola. E sono con Stefano, è un piacere stare con te Stefano, grazie dell'accoglienza. Buongiorno, grazie a voi. Stavo leggendo una pubblicazione antica, si parla del Rinascimento, in cui si parlava di questo vino che si fa ancora oggi, un vino chiaro, sottile, d'un bel colore d'oro. Evidentemente è ancora così, cosa ne pensi? Penso assolutamente così, nel senso che comunque ok che negli ultimi anni ci sono stati sicuramente dei miglioramenti, ma ad oggi tutto sommato diciamo che il nostro Valdobbiadene di OCG ha un bel giallo paglierino, quindi assolutamente colori che ricordano il dorato. E noi qua siamo all'interno proprio di OCG, sì, questa grande produzione, e questo bellissimo plastico di legno raffigura tutta la zona in cui si produce questo vino così quotato nel mondo. Esattamente, qui rappresenta il nostro territorio, il territorio del Valdobbiadene di OCG. Noi siamo a Col San Martino e infatti siamo al centro, diciamo, della denominazione, nella zona, una delle zone più importanti, uno dei comuni più importanti dell'area, e ben raffigurata appunto da sto plastico che ci dà il senso della verticalità delle nostre rive. Che poi peraltro tutta quest'area è stata insignita dall'UNESCO come patrimonio mondiale. È cambiato qualcosa? C'è più consapevolezza sicuramente dell'unicità del nostro territorio e sicuramente anche il fatto che il cliente straniero cominci a visitarci molto più spesso e molto più frequentemente, e soprattutto ci sono nuovi paesi, cioè nel senso clienti di nuovi paesi che vengono a scoprire appunto l'unicità del nostro territorio. Che prima altrimenti non venivano. Che prima magari non sapevano effettivamente quali erano le caratteristiche principali e l'unicità appunto di quest'area qui. Noi cerchiamo di sviluppare nel territorio l'unicità, cioè cerchiamo di rappresentare al meglio quelle che sono le caratteristiche dei nostri vigneti, quindi per ogni zona cerchiamo di fare dei cru, dei singoli vigneti, in modo da rappresentare al meglio quella singola riva. Ok, quindi cerchiamo ad oggi di essere unici anche in questo. Immaginiamo di avere innanzi a noi un bel bicchiere di Valdobbiadene di OCG Andreola e lo consumiamo con un pezzo di pane e una bella fetta di soppressa e perché no anche una bella ostrica. Sì. Grazie Stefano, grazie davvero. Grazie a voi, buon viaggio e grazie a te Lele per essere stato qui e buon viaggio a tutti voi. Grazie.
albero ha qualcosa da raccontarci, una storia di territori, di uomini, di eventi. E anche questo gelso, che non so se notate, ma ha una chioma a forma di cuore, ha le sue storie da raccontarci e in particolar modo una storia legata al suo nome, perché qui lo chiamano El Morer delle Anime. Già conosciamo l'utilità del gelso nella storia, è usatissimo nella bachicoltura perché i piccoli bruchi, che poi produrranno la seta, si nutrono solo ed esclusivamente delle foglie di gelso. Interessante, vi dicevo, il suo nome, El Morer delle Anime, perché una volta le parrocchie usavano piantare i gelsi per poi mettere all'asta le foglie. Con i proventi delle aste celebravano messe a suffragio delle anime nel purgatorio. Per questo Morer delle Anime. Avrà ancora tante altre cose da raccontarmi quest'albero e per questo io ora andrò ad abbracciarlo, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. È un piacere essere in questo luogo così importante per la cucina trevigiana con Remigio. Grazie di essere con noi, Remigio, è un piacere Grazie a ritrovarti. voi, grazie a voi. Oggi parliamo di spiedo, Sì. che è questa arte culinaria sempre più diffusa ma che insomma ha delle radici storiche importanti. Intanto tu sei presidente di un'associazione che tutela questo tipo di prodotto così buono, così ricercato che è lo spiedo. Ma in realtà cos'è lo spiedo? Beh, lo spiedo è un arrostimento delle carni, è di antichissima storia perché i primi spiedi erano fatti con delle lance, lo schidione colpivano l'animale e lo mettevano ad arrostire. Questo spiedo è uno spiedo particolare, è uno spiedo nostrano proprio che viene curato e portato avanti da moltissimi, da 400-500 anni, ed è in pratica lo spiedo alla fiamma, viene cotto lentamente alla fiamma e come vedete i pezzi di carne non sono grandi, sono molto piccoli. Una volta la carne che veniva utilizzata era la carne povera, veniva chiamata, che erano gli uccelletti, ma non è perché avessero un odio particolare nei confronti di questi animaletti, era che non c'erano altri possibilità. È l'unico modo per sfamare una famiglia. Non c'erano altre possibilità, erano questi. Lo spiedo una ventina d'anni fa non si praticava quasi più e la nostra associazione, che è nata proprio per questo motivo, per rivalutare un piatto che stava scomparendo, è nata per valorizzare le persone che hanno fatto lo spiedo. E infatti guarda cosa ho in mano, questi sono dei fascicoli molto preziosi. Cosa racchiudono in sé questi testi? Per ogni maestro dello spiedo, perché la nostra associazione si chiama, è una confraternita dei maestri dello spiedo, per ogni maestro dello spiedo viene fatta una biografia con la vita del maestro dello spiedo e in più, siccome quando uno diventa maestro non ha più segreti, e alla fine C'è la ricetta. alla fine del fascicolo troviamo anche i suoi segreti. Remigio, questo è Giovanni Perenzi, noi siamo proprio nel suo Siamo locale. qua da Giovanni, lui è stato fatto maestro dello spiedo nel 2015, è un santuario dello spiedo perché lui lo fa ogni giorno, Tutti i giorni. mattino e anche pomeriggio. Pazzesco. Chi arriva qua sa di trovare lo spiedo buono. È fatto da un maestro, appunto. È fatto da Cioè, un maestro. Abbiamo anche qua il maestro che anche lui che è Ernesto Chiapinotto e che penso che ne abbia fatti tantissimi ormai di spiedi. Il nostro spiedo fatto alle sagre, e specialmente adesso che tendono anche a disossare lo spiedo per metterlo sui panini, non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è far sì che questo che la qualità sia sempre sotto controllo. ma diventi un piatto eccelso Di alta cucina. insieme ai radici fagioli
che è un altro piatto che ci ha salvato, perché i radici fagioli li mangiavamo ogni giorno della settimana. Insomma, io ho fame e sete e ringrazio Remigio per la Grazie a te. cordialità e soprattutto per aver così in breve tempo raccontato un piatto che affonda le radici nella storia, ma che si apre totalmente alla modernità culinaria. Grazie davvero. Grazie, ciao, ciao, ciao. È bello camminare su questo colle, osservando il paesaggio e assistendo all'antica storia che questo luogo racchiude in sé. Qui venne edificato il primo castello della dinastia dei Collalto, ancora esistente. Attraverso l'osservazione di queste pietre balza in auge una leggenda davvero antica. Si racconta infatti che qui accadde un delitto davvero atroce. Venne murata viva una fanciulla di nome Bianca, la leggenda di Bianca. Cosa accade o cosa non accade, mai lo sapremo in realtà. La leggenda ci riporta il racconto del fatto che appunto dopo tante lotte tra i Da Camino e i Collalto c'era un bisogno di pacificazione. Venne così combinato un matrimonio tra Tolberto di Collalto e la bella fanciulla dei Da Camino che si chiamava Chiara. A un certo punto della storia Tolberto deve partire per la guerra e quindi nel commiato, nel saluto alla bella moglie, la contessa Chiara, fa visita nella sua stanza, corazzato, armato, pronto per partire verso le battaglie. In quel momento la contessa Chiara si stava facendo pettinare proprio dalla giovane Bianca, che lavorava a servizio della famiglia nobiliare. Cosa accade? Nello specchio che la contessa reggeva in mano, vide il volto del proprio marito che salutava in maniera eccessiva, a livello di affetto, proprio l'ancella, la giovane Bianca. E lei in quel momento si commosse e le scesero le lacrime sul volto. La moglie, la contessa, in preda a un atto di gelosia, fece in modo, quando il marito partì per la battaglia, di ucciderla, di eliminarla, di toglierla dal castello di Collalto, motivo per cui la fece murare viva all'interno di queste mura. La leggenda continua ancora, si parla di tantissime apparizioni del fantasma di Bianca e si racconta che quando il fantasma appare vestito di bianco annuncia periodi lieti di pace, gioia e serenità. Se invece il fantasma appare velato in volto con un velo nero, a quel punto invece si prevede un momento di disagio, disgrazia e davvero terrificante. Per cui ogni qualvolta appare questo fantasma annuncia quello che accadrà non solo a questa comunità, ma a tutte le vallate che vediamo intorno a noi. Ci piace pensare che è solo una storia, una leggenda, ma ci ricorda come il Medioevo abbia sempre regalato storie davvero pazzesche, cavalleresche, di battaglie, di momenti difficili che aprono però il nostro cuore alla curiosità di scoprire la storia da cui noi siamo arrivati. E qui siamo nel punto principale in cui il Medioevo trionfa per poi passare a Venezia e creando forse un'economia e una società che ancora pulsa davvero di spirito, questa volta gioioso. Sono onorato e molto emozionato di incontrare Valentino, un artista eccellenza veneta ma anche italiana conosciuto in tutto il mondo. Raccontaci, Valentino, com'è cominciato tutto? È cominciato per gioco, è cominciato quando ero un ragazzino di 14 anni da mio cugino e là è iniziato tutto. Mi ha insegnato ad amare la materia. E quindi quando io gli dico il mio maestro, no, dice lui no, tu sei più bravo di quello che sono stato io. No, tu mi hai insegnato ad amare.
E da lì è partito tutto. Poi pian piano ho iniziato a fare le cose elementari che sapevo fare, i cancelli, le ringhiere, tutte queste cose, per 50 anni fa. Sono 50 anni quest'anno che lavoro. Quindi poi nell'arco degli anni ho iniziato a fare le prime piante di vite, poi ho iniziato a fare il Vinitaly, che mi ha permesso di farmi conoscere in varie parti del mondo, e poi fare le opere monumentali. E questo percorso artistico che Sì. tocca anche luoghi in tutto il mondo. Caro Valentino, ti devo confessare che quando sono entrato ho notato una cosa un po' inconsueta per un luogo del genere, perché c'è molto ordine e molta pulizia. E a noi fa molto piacere che tu abbia il tuo ambiente ideale per creare, perché poi ciò che crei lo doni all'umanità. E questo è molto importante. Senti, però le mie mani a un certo punto cominciano a aver voglia di imparare qualcosa. Non è che mi puoi insegnare, far provare qualcosa? Ma volentieri ti faccio fare qualcosa, sì. Ok. Visto che hai le mani così Esatto, che frego, fludono. andiamo. Volentieri, io Ok. so cosa vuol dire. Ti do un paio di guanti perché il grazie, ferro è caldo perfetto. e quindi ti Andiamo. proteggi. Dai che andiamo. Ecco, stato bravo? Sei stato bravissimo, io, guarda, come io non ho garzoni, non ho operai, però vorrei Guarda. averti qua con me. Guarda, mi fa molto piacere e soprattutto per me è stata una grossa emozione, fidatevi, una grossa emozione. Forse da lì non riuscite a percepire fino in fondo, ma è una grossa emozione riuscire a creare qualcosa con le proprie mani, col proprio cuore. E per questo ringrazio Valentino e ti riconsegno i guanti simbolicamente. Caro Valentino, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie a te, Perché grazie a voi. per fortuna esistono queste persone nel mondo, per fortuna, che ci donano tanta arte, tanto amore. Grazie infinite. Sono in un luogo davvero straordinario e per questo ringrazio Alessandra, che saluto. Grazie di avermi accolto e di avermi regalato questa grande opportunità. Siamo al castello di San Salvatore, Ebbene sì. che è una struttura davvero ampia, ricca di storia e che si sposa direttamente con questa meraviglia del paesaggio.
Ebbene sì, ci troviamo a metà strada tra Venezia e le Dolomiti, nel cuore delle colline del Prosecco, sul colle di San Salvatore. Ebbene sì, qui fu costruito il secondo castello da parte del casato della famiglia dei Conti di Collalto. Nasce naturalmente come una fortezza medievale, quindi per scopo difensivo. Ci troviamo in una posizione strategica favolosa, siamo tra il Piave e la Pedemontana, poco distante dalla vicina cittadina di Conegliano. Fu infatti Alberico da Romano, podestà di Treviso, a donare alla famiglia Collalto questo luogo. Perché? Perché Conegliano aveva delle mire espansionistiche e quindi andava assolutamente tenuta sotto controllo. Successivamente poi nel Settecento Odoardo Collalto, conte naturalmente qui di San Salvatore e di Collalto, sta per diventare doge della Serenissima, perché erano anche dei patrizi veneziani di fatto i Collalto, ed è così che costruisce il suo palazzo veneziano, in cui ci troviamo adesso, che è questo palazzo dove ci troviamo ora. Un palazzo della seconda metà del Settecento, dove i migliori artisti, nomi quali Vittoria, Novelli, che sentiamo nominare nei palazzi veneziani, vengono qui a decorare il palazzo. Vediamo qui delle statue di epoca barocca, delle scuole veneta di Orazio Marinali e del Bonazza. Qui sono rappresentate le allegorie delle arti e delle virtù. Viene abbellito con ogni genere di preziosità. Abbiamo tutti i pavimenti in terrazzola veneziana, lampadari di Murano. Naturalmente Odoardo II di Collalto dimostra la sua fama e il suo prestigio con la costruzione di questo palazzo. Quindi si passa dall'arte medievale al tardo Settecento, lo si può osservare camminando all'interno di questo, io lo chiamerei quasi borgo, in cui si vedono le diverse vicende storiche e i diversi momenti quindi della dinastia dei Collalto. Sì, io dico che qui si può davvero respirare il profumo dei secoli. Purtroppo l'artiglieria italiana, dopo la disfatta di Caporetto, si è posizionata sulla destra Piave e la linea di fuoco si apre proprio qui, dove invece a San Salvatore crea la propria roccaforte difensiva l'armata austro-ungarica. Quindi per un anno, tra il 1917 e il 1918, ahimè, il San Salvatore viene bombardata e pesantemente distrutta. Grazie. Prego. Grazie. Cara Alessandra, questa illustrazione ci racconta un po' la storia della dinastia dei Collalto, che è iniziata qua e poi continua. Questo è solo l'inizio di una lunghissima storia di una famiglia che arriva in Italia, di antichissima origine longobarda, arriva in Italia con Carlo Magno. Si racconta che arriva in Italia quindi con Carlo Magno e proprio da Carlo Magno ricevono il primo titolo comitale di conti. Quindi arrivano in Italia, si stanziano inizialmente a Treviso, dove sono i conti di Treviso, e successivamente, quando il loro potere comincia a vacillare, viene loro donata per la protezione e la salvaguardia del territorio un'area sulla sinistra Piave. Parliamo della contea di Lovadina. Qui costruiscono il loro primo castello, 1110, certo. Conte Insedisio sceglie il colle più alto dell'area per costruire il suo primo castello e da questo colle alto prenderanno anche il suo nome e quindi verrà mutuato poi il nome Collalto. Successivamente, verso il 200, sul colle di San Salvatore viene costruito il secondo castello. Quindi parliamo più o meno del 1245, Colle di San Salvatore, ecco qui il castello di San Salvatore dove ci troviamo oggi. Tuttora oggi la famiglia Collalto si occupa personalmente
oggi è la principessa Isabella Collalto de Cruy, che si occupa appunto della custodia di questo luogo così speciale. Suo padre nel 2000 si è occupato del restauro di Palazzo Doardo, dove ci troviamo oggi, perché, come ti ho raccontato prima, era stato pesantemente distrutto durante la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, però appunto l'intento della famiglia è quello appunto di perseverare con la stessa tenacia e con lo stesso amore che gli ha garantito anche una continuità nei secoli, a occuparsi di questo luogo e di questo territorio che ci hanno riportato intatto come quando sono arrivati. Io ringrazio Alessandra che ci ha permesso di visitare questi grandi spazi che ancora caratterizzano questi colli insigniti dall'UNESCO, come abbiamo ricordato, ma soprattutto ci permette di vivere quell'idea di storia che ha portato i Longobardi dal nord, arrivando poi al connubio con la Serenissima Repubblica di Venezia, mantenendo alto l'onore di una storica famiglia che è una delle più antiche dinastie del mondo. Grazie davvero. Grazie a te. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Sei testardo e questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quanto ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornare sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Mentre tu sei l'assurdo in persona e ti vedi già vecchio e cadente, raccontare a tutta la gente del tuo falso incidente. Mentre tu sei l'assurdo in persona e ti vedi già vecchio e cadente, raccontare a tutta la gente del tuo falso incidente. Ciao Lele! Luca! Ciao Lele, benvenuto in Corte Brandolini. Grazie. Luca, ma questo luogo, oltre a essere molto grande e bellissimo, mi evoca qualcosa di storico. Questo è un locale storico, perché questa è una vecchia cantina Brandolini, della famiglia Brandolini, che per anni è stata anche birreria e adesso è stato oggetto di un grosso restauro e abbiamo riportato un po' alle origini questo locale, riportando il luogo, il territorio, i prodotti del territorio e il mangiare fondamentale. Quindi qua si può mangiare qualsiasi cosa? Si può mangiare di tutto, primi, secondi, si può mangiare prodotti del territorio, si possono mangiare anche dei piatti particolari fatti dai nostri chef. E poi, se non sbaglio, avete anche la pizza. E abbiamo anche la pizza. E la birra. Abbiamo la pizza che non è rotonda ma è in pala, quindi è mezzo metro, è particolare, fatta a lunga lievitazione. E poi con la corte esterna e lo spazio che avete all'interno so che organizzi molti eventi. Esatto, organizziamo degli eventi, logicamente il fine settimana perché il locale è grande. Adesso stiamo riportando anche al restauro delle piccole stanze, delle cantine per portare alla luce delle vecchie barbatelle dei vini autoctoni che erano proprio
questa terra. di questo territorio e per portarli ai nostri turisti che in questo momento, essendo anche territorio dell'UNESCO, abbiamo un afflusso veramente importante di turisti. Quindi nell'idea che tu hai di recuperare questo luogo, hai cercato di portare in auge quello che era un tempo questo luogo fisico, cioè una cantina di una famiglia così importante. Mi raccontavi che l'architettura di questo locale risale al 1600. Esatto, risale al 1600 e i Conti Brandolini, questa era proprio la cantina originale con tutti gli spazi che noi stiamo recuperando e non per ultimo oggi qui abbiamo un classico prodotto del territorio e ti stanno aspettando i nostri amici della confraternita dei Radici e Fagioli. Allora mi fiondo, però prima... E adesso devi andare. Devo andare, però prima ti chiedo, caro Luca, ho letto un cartello con scritto cercasi personale. E noi cerchiamo personale. E quindi io ho bisogno del tuo curriculum e domani mattina alle 11 qua ti voglio presente. Ci sarò! Evviva Luca! Evviva Corte Brandolini! Grazie. Raggiungo la confraternita, vado! Io sono emozionato, sorpreso, stupito, affamato e desideroso di ascoltare le parole di questi due personaggi qua, che sono entrambi confratelli della confraternita dei Radici e Fasoi, giusto? Fasoi. È vero, sì. Intanto, perché avete deciso di creare questa confraternita e qual è lo scopo che ha questo gruppo di persone? Dunque, grazie innanzitutto per averci invitato. La congrega dei Radici Fasoi è nata ancora nel 1999 con lo scopo di valorizzare i prodotti tipici della nostra zona e la nostra identità. Ed è importante che la nostra identità sia portata avanti perché un popolo senza identità non vale nulla. Di conseguenza abbiamo avuto Tony Rocon che in quel lontano 1999 ha fondato la congrega, mentre adesso abbiamo il gran maestro Enrico Miozzo che lui sta portando avanti con grande bravura i Radici e Fasoi, anche perché ha una ricetta che è favolosa. Io inviterei tutte le persone che ci stanno guardando ad assaggiare i suoi Radici e Fasoi perché sono una meraviglia. Terra, tradizione, cultura, storia, amicizia, sorrisi e tantissima fame. E bisogna ricordare che il radicchio e Fasoi si mangia con la forchetta. Bravo. Sì. Vuto che te battese, vuto Sì. fare soggio. Sì. Io vorrei essere, come dire, anche dal basso, con umiltà, entrare in questo meccanismo confratellesco insieme a voi. Come si fa? Villanova lo merita. Ma direi proprio di sì, visto che questa sera ci ha deliziato di questa serata. E ora mettiti in ginocchio. Sì, grazie. Claudio, avviso Claudio, il nostro regista. Eccomi qua. Allora io ti battezzo. Sì. Sei un nostro confratello. Evviva i Radici e Fasoi. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciò che davvero mi stupisce passeggiando per questa splendida città che è Pieve di Soligo è il fatto che in ogni angolo si respira arte, poesia e musica. In questo momento mi trovo all'interno del palazzo comunale della città e alle mie spalle troneggia un ritratto di Toti Dal Monte, una delle cantanti liriche più importanti del panorama italiano del Novecento. Antonietta Meneghel. In arte Toti Dal Monte
nasce nel 1893. I genitori erano maestri elementari, in particolare il padre Amilcare, anche maestro di musica, e l'avvia allo studio del pianoforte presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. A causa di una acuta tendinite dovette abbandonare lo strumento e decise di dedicarsi al canto lirico con una grandissima maestra, Barbara Marchisio. Inizia una carriera straordinaria che la porta a calcare i palchi più prestigiosi del mondo. Il suo debutto avviene alla Scala nel 1916. Rimane memorabile la grande performance di Madama Butterfly di Puccini, ma tante furono le esibizioni che la resero una delle cantanti liriche più importanti del pianeta. L'aspetto davvero particolare di quest'artista è che si dedicò anche al cinema quando abbandonò la carriera da cantante operistica negli anni 50 e fu al fianco della figlia in teatro e appunto al cinema. E poi ci fu questo ruolo importante all'interno di questa società di Pieve di Soligo. Infatti acquistò una villa molto importante a Barbisanello che diventa un luogo di incontro, un cenacolo d'arte. Pensate che negli anni 60-70 questa città era attraversata dai versi magici di Andrea Zanzotto e da tanti personaggi illustri che diedero vita a un'energia artistica unica nella regione del Veneto. Toti Del Monte era attivissima nel sociale, amava i bambini, amava essere circondata dal vociare, dai sorrisi delle persone, frequentava il ristorante Dalino dove sono conservate molte opere che la ricordano. È stato un vanto importante, quasi un personaggio eroico di Pieve di Soligo. Io, prima di continuare questo nostro viaggio, recandomi all'auditorium della città per sentire un concerto, mi piace chiudere con delle parole di Lucio Dalla che sono contenute nel famosissimo brano Caruso. Diceva: potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Faccio questo intervento qui dalla piazza di Pieve di Soligo perché qui abbiamo installato una delle nostre 5 colonnine destinate a questo territorio. Il gruppo ERA, di cui Estenergy con il brand Ascotrade fa parte, ha già avviato da tempo un progetto di mobilità elettrica che vede ormai l'installazione in Veneto di circa 50 colonnine, oltre alle altre 200 installate in tutto il territorio nazionale, che consentono ai nostri clienti, attraverso il servizio di interoperabilità, di poter usufruire di oltre 15.000 colonnine distribuite nel territorio nazionale. L'Europa, con la direttiva Fit for 55, ha innalzato al 55% la soglia della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. La mobilità elettrica oggi è una delle soluzioni che va in questa direzione e il gruppo ERA appunto sia con soluzioni di mobilità pubblica piuttosto che con soluzioni di mobilità privata, penso a installazioni di wallbox nelle case dei cittadini piuttosto che nei parcheggi delle imprese, punta al contenimento delle emissioni di CO2 in ottica di sostenibilità e quindi nel tema più generale della transizione energetica. I propri clienti assieme ad ERA stanno facendo un percorso importante per andare incontro agli obiettivi che l'Europa ci impone, ma il mondo stesso ci impone. Lo vediamo tutti i giorni, i cambiamenti climatici ormai sono un effetto di cui non possiamo più fare a meno, a cui pensare. In particolare mi piace ricordare, oltre alla mobilità attraverso le automobili, come ho ricordato prima, una soluzione che poi si sposa perfettamente con questo territorio, sono gli e-bike, con cui si possono in particolare fruire le bellezze che questo territorio offre. Cara la mia Venezia, me despiacerà certo de lasciarla, ma prima de partir vuoi saludarla.
dirò che ti sei brutto né bello, se brutto ti sei sta, mi dispiace, non sei bel quel che bel, non sei bel quel che bel, ma quel che piace. Non dirò che ti sei brutto né bello, se brutto ti sei sta, mi dispiace, non sei bel quel che bel, non sei bel quel che bel, ma quel che Ivo Gallo. Dimmi Lele Marcassa. Questa è via Calmonda, Bravissimo. ok? Questo abitato antico è una sorta di borghetto dove vivono 3 famiglie. 3 fratelli che sulle orme dell'attività del babbo hanno creato qualcosa di assolutamente innovativo, perché Sì. qua si mangia e si beve in qualche modo, Sì. però in maniera molto particolare, nel senso, entrando in questo borgo si entra in un percorso legato alla biodiversità, che è un unicum in questo territorio. Sì, è decisamente interessante questo biopercorso naturalistico all'avanguardia, molto all'avanguardia, in armonia soprattutto. La cosa che più mi colpisce raccontando questa storia, che mi piace molto, mi prende il cuore, è che questi 3 fratelli sono molto molto uniti in tutto. Mangiano insieme, festeggiano insieme, lavorano insieme, producono insieme e hanno delle visioni comuni su ciò che stanno combinando. E poi, insomma, io e te abbiamo un'esperienza familiare molto simile, perché io ho 2 fratelli maschi, tu hai una donna in più, quindi Esatto. 2 fratelli maschi e una Oltre ai sorella, due. ok? E quando si vede questa armonia che continua nonostante le difficoltà del tempo e si evolve in qualcosa di così bello, mi si riempie il cuore di gioia. Anche Direi di andare a conoscere i fratelli. assolutamente, tu dentro, io fuori. Perfetto, andiamo. Con 2 dei 3 fratelli dalla Betta, Alberto e Massimo, qui nel campo, perché qui la parola d'ordine è biodiversità e da qui parte tutto. Alberto, spiegaci. Allora, il discorso è questo: noi rispettiamo molto la natura e per questo abbiamo voluto anche certificarci per rendere, diciamo, credibile il nostro progetto. Il nostro obiettivo era 10 anni fa ad arrivare a avere un vino che avesse 0 pesticidi all'interno o al massimo trovare delle tracce. Questo era il nostro concetto. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere insieme dei prodotti di nuova generazione che per i trattamenti da vigna e applicare delle tecniche che arrivano dal passato. Per esempio, abbiamo cominciato a togliere delle sostanze, non usiamo i diserbanti a terra perché facciamo la scalzatura, cioè apriamo e chiudiamo il terreno in modo che controlliamo la crescita dell'erba. Poi abbiamo esattamente, noi quando tagliamo l'erba nel campo non scendiamo mai sotto i 15 cm, perché se tagliamo sotto i 15 cm ammazziamo tutto, cioè tutti i funghi, i microrganismi eccetera, e in più tagliando sotto i 15 cm non abbiamo mai il fiore che serve per gli impollinatori, che è una cosa molto importante. Poi abbiamo un altro concetto, il sovescio, che in poche parole è una semina di fiori che noi facciamo a fine ottobre e verso marzo-aprile diventa più o meno alto come me e poi noi lo andiamo a rullare, quindi tutti questi fiori vengono rullati. A cosa serve il sovescio? Esatto, a cosa serve? Esatto, il sovescio serve per dare la concimazione al terreno, perché una volta che è messo a terra si degrada leggermente e lentamente e dà concime al terreno. Quando è in vita dà cibo alle api, che questa è una cosa importante anche per noi, no? La natura che aiuta la natura. Esatto. In più, se noi
abbiamo questa biodiversità molto florente, molto attiva sul terreno, rafforza la pianta, quindi possiamo usare meno chimica. I trattamenti che noi facciamo sulle foglie sono prodotti chimici, perché usiamo sempre un po' di chimica, e insieme abbiamo messo anche dei prodotti naturali, tipo aloe, propoli, alghe marine. Questi prodotti rafforzano la pianta dalla parte esterna. Quindi questo è il nostro principio, rafforzare la pianta con la biodiversità e rafforzare la pianta con prodotti naturali. Bene, io direi di raggiungere il terzo fratello, che so che Lele lo ha già incontrato e magari per fare anche un brindisi. Dai che andiamo. Bisogna assaggiare questo vino. Finalmente incontro Stefano, uno dei 3 fratelli, e siamo all'interno di ciò che un tempo era una stalla. La cosa interessante comunque da rimarcare è che siamo nella terra della DOCG. Cosa significa questo, Stefano? Allora, qui siamo all'interno dell'area del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Un'area che parte da Conegliano e arriva a Valdobbiadene, sono 50 km da est a ovest e 20 km da sud a nord. Un'area vocata sin dai secoli scorsi proprio per la coltivazione della vite, grazie alle colline con tutti i terrazzamenti sui quali i terrazzamenti giace la vite, dove è baciata dal sole, dove è coperta a nord dai venti freddi e dove soprattutto l'acqua, non stagnando, praticamente riesce a assorbire solo quello necessario. I venti poi che arrivano anche da sud, dal mare, riescono a togliere l'umidità, riescono a togliere l'acqua, evitando quindi il proliferare di funghi, malattie e cose del genere. In questa terra particolare, con le caratteristiche geologiche che poc'anzi ci ha descritto, permette l'alta qualità di questo prodotto. E questo è straordinario perché poi lo viviamo anche all'esterno nella vostra azienda, e non c'è solo vino, perché voi avete anche la passione per altre cose, sì, dal punto di vista gastronomico. Noi proprio questa è una passione proprio, più che un business è una passione. Chi ci visita, oltre a poter degustare i nostri tipi di vini, abbiamo anche una piccola linea food fatta soprattutto a base di prosecco, quindi dai grissini con il prosecco, dai biscotti, del radicchio, la soppressa veneta con il prosecco, facciamo lo formaggio ubriaco sulle bucce del DOCG. Adesso che è Natale, panettone con prosecco superiore Calmonda assolutamente, quindi una piccola cosa dove il cliente la degusta e la può acquistare. Mi è venuto come una sorta di languorino. Immagino, vista anche l'ora. Grazie Stefano, grazie davvero. Grazie a te Lele, grazie. Caro Ivo Gallo, dimmi Lele Marcassa, sei pronto a fare un bel brindisi con i fratelli della Betta? Sì, con Stefano, Alberto e Massimo dell'azienda agricola Calmonda. Vai! Evviva! Evviva! Sì, ragazzi, grazie! Sì. Evviva! Viva! Calmonda! Immersi in un paradiso naturalistico, l'oasi Fontane Bianche. Fontane Bianche perché? Caratterizzata da acqua di risorgiva, e queste acque sono trasparenti, queste acque di falda, quindi ricche di ossigeno, sono limpide. Un'altra caratteristica di queste acque è la temperatura costante durante tutto l'anno, circa 12 gradi centigradi, che garantisce un microclima autonomo. Qui troviamo flora e fauna tipica golenale, quindi dalle piante acquatiche alle orchidee, agli alberi d'alto fusto tipo il salice bianco, dalla raganella alla rana agile, la garzetta, l'airone cinerino, fino al martin pescatore. Ma tutte queste bellezze, tutti questi colori sono stati immortalati nelle fotografie del qui presente Francesco. Francesco, come è cominciato tutto? La tua passione per la foto? Quando e perché? La mia passione per la foto è nata intorno al 1996. Nel 96 ho iniziato a lavorare seriamente nella fotografia nel 98, ma non avrei mai immaginato che uscendo a così pochi chilometri da Conegliano trovare dei luoghi così incantevoli, così meravigliosamente belli e fotogenici anche.
E Fontane Bianche, assieme ai laghi di Revine, assieme a certe vallate di Refrontolo e altri luoghi, le nostre colline qui o le colline di Fara di Soligo, tutti questi luoghi sono stati forse i posti che mi hanno fatto innamorare letteralmente della fotografia, e quindi ho un grosso debito nei loro confronti. E questo è un posto magico, non c'è niente da fare. Insomma. Magico, tanto che c'è un fenomeno naturale particolare che a te è molto caro, perché proprio come vi dicevo prima, la temperatura costante di 12 gradi d'inverno cosa crea? Crea l'inversione termica, abbiamo sempre un po' di nebbiolina. Negli anni d'oro e ancora adesso d'inverno, che è sempre stata poi la mia stagione preferita dal punto di vista cromatico, dal punto di vista proprio anche della sua essenzialità, della sua grafica. Fotograficamente parlando io ho sempre amato l'inverno per le foto, quelle mie dico. E qui è una palestra incredibile, perché con questa nebbiolina sull'acqua, questo colore acquamarina incredibile, questa brina che si crea sugli alberi, è veramente un paesaggio incantato. Ecco. Quindi ascoltate, meditate gente, ascoltate Francesco che occhio ce n'ha. Che bello essere qua in questo momento. Siamo lungo questa strada che ci permette di conoscere e vedere i colli UNESCO, e devo dire che abbiamo avuto delle grosse opportunità dal punto di vista anche emotivo di vedere luoghi incantevoli. Tu sei stato all'Oasi Fontane Bianche, ho fatto i 4 chilometri di cammino. Fantastico. Immerso nella natura. Adesso, e siamo qui con Claudio che ringraziamo, raggiungeremo un altro luogo che è immerso nel verde, poi in questo momento dell'anno con dei colori molto particolari. accesi. Gestivi. Vedremo i Palù, che è un'opera antica di bonifica che ha permesso di vedere un paesaggio dove l'uomo ha messo il suo contributo, ma in realtà la natura è ancora trionfante. E ci siamo rifocillati qui, in questa osteria. Anche noi mangiamo. Sì, 1962. Quindi l'anno scorso hanno fatto 60 anni. Claudio. Una bella storia. In questo luogo di passaggio tante genti si sono fermate da voi e voi li accogliete con dei piatti prelibati, per esempio la pasta fresca, i nostri insaccati senza conservanti, delle piccole cose ma particolari che vedo che turisti italiani e non gradiscono. Poi c'è anche il fatto che al di là del consueto vino prosecco tu proponi anche una... Sì, ci sono i rossi, abbiamo una selezione di bianchi, friulani, trentini, quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti. Però vogliamo ringraziare anche chi lavora con te. Beh sì, mia moglie sicuramente, che è il cuore della cucina oggi come oggi. Quindi... Salutiamola. Salutiamo la Stefania. Ciao, che Stefania. È collega ai fornelli. Grazie Claudio. Grazie a voi e buon lavoro, buona visita a questo territorio meraviglioso. Andiamo ai Palù? Andiamo! Via! E finalmente, dopo questa passeggiata autunnale, caro Ivo Gallo, siamo arrivati qua, siamo a Sernaglia della Battaglia, all'interno dei Palù, con Eleonora che ringraziamo. Ciao! Ciao Lele, ciao Ivo, ben arrivati grazie. Questo bellissimo posto che abbiamo all'interno del comune di Sernaglia. I Palù, per chi non li conosce, cosa sono? I Palù è un'area magica, sono i prati chiusi e sono nati da una bonifica realizzata dai Benedettini nel 1200, perché Palù è sinonimo di palude. Questa area era un acquitrino che è stato bonificato con dei lavori appunto di restauro fatti dai Benedettini che facevano sgrondare l'acqua e hanno dato la possibilità di coltivare nei prati dell'erba per gli animali e avere del foraggio e avere appunto poi anche la legna per potersi scaldare. Questo appunto che vedete ha un'architettura anche da cattedrale verde, un'area che... Quindi hanno tolto l'acqua paludosa, hanno creato dei prati, li hanno chiusi con delle alberature. Con dei fossati che hanno fatto sgrondare l'acqua e queste alberature che racchiudevano queste aree di prato che venivano appunto coltivate per la fienagione. Poi c'è una cosa, un evento che accadrà fra non moltissimo, che mi raccontavi ovviamente a telecamere spente, che succederà a Fontigo.
Sì, abbiamo un centro educazione ambientale, il CEAMEP, dove da gennaio fino a maggio partirà una mostra che racconterà come sono stati costruiti questi palù, come i benedettini hanno bonificato quest'area, il progetto completo, la biodiversità che in essa è contenuta. Daremo ad ogni visitatore poi una piantina dei palù con i percorsi per poter fare delle passeggiate, e per chi vorrà ci sarà la possibilità di avere la visita all'abbazia di Santa Bona. Fantastica, a Vidor, che era poco visitabile, ultimamente appunto si sono aperti anche al pubblico, e quindi potrà essere un'esperienza completa di in quello questi che stiamo prati facendo. incantati, che è anche il titolo di qualcosa, sì, mi è pare. la pubblicazione con in mano Ivo Gallo. Sì, ricca di fotografie, una raccolta di fotografie del Fotoclub di Sernaglia, Esatto. capitanato dal presidente Rinaldo. Una foto che bellissima. Sì, Foto sì. bellissima. Grazie Eleonora. Grazie a voi, camminiamo un po'. Nel o sul? Nel? Non so. Nel o sul palù? Dentro. Dentro. Camminiamo dentro. Va bene. Visto che è color palù, Eleonora. Sì, che non mi si vede neanche. Ivo Gallo. Dimmi, Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo! Finisce questo nostro stupefacente viaggio. Ti è piaciuto? Moltissimo. Immersi nel paesaggio e nella storia di queste colline davvero magiche. Ci terrei a salutare i nostri ascoltatori con qualche verso del grande Andrea Zanzotto. E io ti accompagnerò. Si chiama Nel mio paese. Del mio ritorno scintillano i vetri ed i pomi di casa mia. Le colline sono per prime al traguardo madido dei cieli. Tutta l'acqua d'oro è nel secchio, tutta la sabbia nel cortile, e fanno rime con le colline. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questa nostra piccola avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie! Tra le colline a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole.